non ce n'è di carbone in queste calze. No, assolutamente, solo dolciumi. I bambini sono buoni, sono bravi. Il coronavirus non ferma la Befana, soprattutto quella tutta speciale della Fondazione Città della Speranza. Nonostante la zona rossa, ci ha pensato lei a raggiungere i 25 piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. Fino a qualche tempo fa il nostro reparto era pieno di colore, di rumore, di allegria e di risate, che ci sono meno in quest'anno perché i volontari non possono più entrare, gli insegnanti non ci sono e quindi eventi come quelli di oggi sono importanti perché gli fanno ricordare che chi è fuori continua ad occuparsi di loro anche se non può entrare tra le mura del reparto. Per i bimbi in lotta contro tumori e malattie pediatriche, il Covid è un nemico in più che costringe a misure rigidissime. Insieme alle calze, in dono anche un pallone. Il pallone è un simbolo per dire diamo un calcio alle malattie oncoematologiche e a tutte le malattie pediatriche e quindi c'è bisogno di fondi perché i bambini hanno bisogno di sostegno in modo tale che possano giocare veramente la loro partita nel campo della vita e non dal letto di un ospedale. La Città della Speranza unisce il lavoro costante di 300 ricercatori al supporto ai piccoli degenti in reparto, aiuto che diventa realtà anche nel regalare momenti di sollievo come questi nella festa dell'Epifania. Sono felice, lo faccio volentieri, peccato che sia solo una volta l'anno.